in arrivo il marchese Stefano Carogna Merda, anzi il marchese Stefano Carogna Merda. Ecco, sostituire alle R delle V, sì, così viene meglio, sì, marchese, vero? Sì, vediamo che cosa combina oggi, dai, non aspettiamo tanto, non stiamo tanto a dare spiegazioni, perché che ne so, perché sì, perché così è e deve da essere, e deve da S, fammi vedere, ecco fatto il numeretto, che parlo così, ma che ne so, che tra poco c'è il giubileo. ok, proviamo qua, sì, qui, atteggiamo la voce e anche la faccia alla marchese Stefano Carogna Merda. No, sì, perché anche la faccia è importante, sì, la faccia. Se la faccio, tanto che la faccio a fare la faccia. Che la faccio a fare la faccia se la faccia non si vede? Vero, allora non la faccio. No, non la faccio. Ecco, vediamo qui. Sì, qui, proprio qui dove sto facendo con il dito il numeretto. Il problema è sempre quello. Molta gente non ci sarà, ma qualcuno si troverà pure. Un sabato molto, molto invitante, la gente scappa dalle città e allora io sono qua. Pronto, guardi, non si strozzi, ho sentito che aveva un po' di tosse, vero? Senta, il signor Mario in casa? Pronto, mi sente? Ma che ha? Ma non mi sentiva, mi sembra che non mi sentisse, io voglio riprovare, voglio richiamarla. No, non mi sentiva, oppure questa voce non la ispirava abbastanza, non lo so, comunque io riprovo perché voglio essere sicuro che la signora o signorina mi sentisse e potesse passarmi magari questo signor Mario. Ma che lo so. Lo squillo lo sente. Pronto, mi sente? Ma lei mi sente? Ora un pochino meglio la sente, ma chi vuole? Devo parlare col signor Mario. Mario chi? Mario. E lei chi è, scusi? Ma Mario chi una sega, mi fate rabbia, mi fate incazzare. Se io faccio questo numero, faccio un numero dove c'è un Mario, cosa vuol dire Mario chi? Mario chi una sega, faccio quel numero, vuol dire che cerco Mario, quel Mario che c'è lì, non un altro Mario, ma proprio quello, Mario chi una sega, mi passi quel Mario lì. E glielo passerei io una bella randellata nel capo, sali darei. No, che randellata nel capo, ma abbia pazienza, ma Mario chi? È andata via, io non voglio avere niente a che fare con questa gente, ma abbiate pazienza, Mario chi? Ma cosa vuol dire Mario chi? Mario, voglio quello. Non è possibile, può andare avanti così, No, mi vuole andare anche le randellate. A me, sulla festa, No, andiamo da qualcun altro, cambiamo nome. Ma io non lo so. Ma guarda la cosa. Devo fare il marchese, ma insomma, certe volte, Mario chi? Ma come Mario chi? Se c'è o c'è stato, perché magari questo pure era morto, mi immagino io, così. Ma se c'è o c'è stato, non può essere che quel Mario lì, se ho fatto quel numero lì. Mario chi? Mario chi? No. Ciro non c'era. No, Ciro non c'era. Non c'era nessuno veramente, anche se non era Ciro. Ciro non c'era. Ciro non c'era. Ma che gente, ragazzi. Ma randellate sulla festa, ma come si permettono? Ma sono minacce. Sono minacce. Pronto? Chi è? Sì, buongiorno. Signor Alessandro è in casa? Alessandro? No, non c'è. Chi è? Chi è? Sono il marchese Stefano Carogna Merda. Posso parlare con lei? Mo sono occupato. No, chi è? Veramente, mo. No, pronto, ma scusi, mo sono occupato, ma che è? Napoletano lei? No. No, dico,
Scusi tanto, io sono il marchese Stefano Cavogna Meuda. Allora. Io cerco una persona inferiore, naturalmente io sono superiore a tutti, no? Sì. Essendo io il grande marchese Stefano Cavogna Meuda, però lei può essere giusto per quello che devo realizzare io praticamente, no? Allora, cerco una persona a cui dare un lavoro. A lei servirebbe un lavoro? No. Anche avanza tempo, vero? No. Allora, io ho bisogno di una sputacchiera. Allora, lei dovrebbe farmi la sputacchiera umana, che io ogni tanto devo fare degli scalacchi enormi. Lei è lì che li raccoglie. Un attimo, forse ho la persona che fa per lei. Ah, se è una persona adatta per fare la sputacchiera, me la passi senz'altro. Ho tanto bisogno per una sputacchiera, perché sputare qua e là, scalacchiare di qua, sgaburare di là, non è il caso. Io voglio raccogliere i miei sputi laddove qualcuno possa ben farne un uso, come dire, organico. Quindi vediamo se c'è veramente questa sputacchiera umana che può essere utile, naturalmente non pagata. Sì? Pronto? Sì? Buongiorno, lei sarebbe la sputacchiera umana? Che cosa? Lei, no, quella persona di prima che mi ha risposto, quell'essere inferiore, mi ha detto ho per lei la sputacchiera umana. Allora mi ha passato lei, quindi immagino che lei possa fungere. Lei funge da sputacchiera? Senti, vabbè, va a quel paese, va. Ma che gente deve esserci nel mondo, come dice il Giveo. Lui dice che gente c'è nel mondo, ma è un modo di dire inferiore. Io devo richiamare queste persone, questi esseri, come dire, estranei al tessuto linguistico, urbano, sociale della nostra Toscana, se vogliamo, vero? Dico la nostra, anche se io sono internazionale, io sono il superiore. Pronto? Io sono il superiore di tutti voi, ho più soldi di voi, sono più bello, più grande. Eppure un po' più stronzo, che crozzo. Anche più stronzo. Io tutto quello che si può essere, io sono di più, chiaro? Io sono il marchese Stefano Cavogna Meuda. Allora, ho bisogno di una sputacchiera umana, di una tazza di water umano e naturalmente anche di tante altre cosettine, uno Hai fatto zerbino. una bella descrizione del tuo ego. Un ego? Sì. Ego sum, Ergo, ignorante. No, io sono ego sum. Non so se la mamma te l'ha insegnato perché era la professoressa di latino. Quello che dici è che non sai un cazzo. Cogito ergo sum. Scusa, io ego sum è il marchese di Vito Marchese, vero? Stefano Cavogna Meuda. Ecco. Bel nome. Bel nome, il mio nome meraviglioso, la mia casata, tutte meude, tutte carogne meude naturalmente, no? E allora Manca però un po' la sci, La meuda? No, la sci. La C? Non la aspiri tanto bene. Io non aspiro niente, io non ho niente da aspirare, voi siete aspiranti, io aspiro a diventare qualcuno, qualcosa, no, io sono già, capito? Io, ego sum. Allora, io voglio invitarvi, ragazzi inferiori, a essere venuti da altre regioni inferiori, naturalmente, a fare chissà che cosa in questa nostra bella Toscana, che ho costruito così, tutta io con le mie mani, tutte le cose più belle, e tu pensi che magari i dipinti di Leonardo o le statue di Michelangelo siano state fatte da loro, le ho fatte io. Io sono Botticelli, io sono Raffaello, io sono Michelangelo, sono Leonardo, io sono anche Taddeo Gaddi, io sono... Mi manca. Ti manca perché ti manca qualcosa di intaccata, evidentemente. Tu che fai? Studi? Tu studi, immagino. Ogni tanto. Allora tu studi poco. Allora tu non conosci nemmeno i grandi pittori, i grandi affrescatori, il ghirlandaio. Preferisco la musica, la pittura. Allora tu studi musica? Ogni tanto. Allora fammi una semicroma. Una in una battuta un po' pochina. Allora fammi una battuta di 4 quarti fatta da semicrome. Avanti. Una battuta di 4 quarti composta di semicrome. Vai. Quante ce ne vogliono? Piccola domanda te la faccio. No, la domanda te la faccio io. Quante semicrome ci vogliono per fare una... ecco. 16.
quante biscuome, quante bischevate, quante le dite di bischevate. Ma tu, la cittagliata, che significa la cittagliata? La C tagliata in chiave. Ma cosa vuoi sapere tu? Veramente significa dove, in base al rigo dov'è significa la chiave. Ma la chiavica significa, ma tu non sai, fai studi tagliata musica. è la metà del tempo, ma questo non è importante. E allora, questo voglio dire, la metà del tempo, no? Una C tagliata invece dei 4 quarti sono 2, no. Allora come la mettiamo? Tempo a metà, appunto, e la chiave? La chiave indica la chiave. Allora, quante chiavi ci sono, vero? 7. 7 chiavi. Dimmi la più usata. Violino. E poi? Basso, baritono, contralto. E poi? Tenore. E poi? Mezzo soprano. No, e poi? mezzo soprano. E poi? E poi la settima tu non sai niente, tu sei rimandabile, sei bocciabile. Allora parliamo di sesso, che è meglio, forse su quello sesso naturalmente onanistico, vero? Onanistico, vero? Sei un onanista? Sei un onanista? Se me lo traduci. Allora, poverino. Non sono pantotenico. Ma tu, dici, tiri fuori queste parole derivanti dal greco per impressionarmi, ma tu non sai nemmeno che hai cominciato tu. Che cos'è un onanista? È uno che si fa le seghe, capisci? È uno che si fa le seghe, un onanista. Tu sei un onanista? Qualche volta è capitato. Dimmelo ancora, quante volte è capitato? Non siamo in confessione. Se contiamo da 15 anni a questa parte, me ne sono fatto qualche migliaio. Svuoto a fontanella. Svuoto, tutto questo mi fa godere. Che essere inferiore. Ho fatto migliaia di seghe. Svuoto. Vabbè, scusa se ti mando a alzare la merda, ma devo organizzare una partita di pallone, va? Giusto il pallone per te, guarda, giusto le palle ti stanno bene. Quelle che non c'è tu, coglione. Allora, coglione, è una... Ancora lì, Maremma Troia. Contraddizione in termini. Se uno non ha le palle, come può essere un coglione, vero? Ma tu non puoi capire queste cose se un essere inferiore. Per fortuna con l'essere inferiore io godo e stragodo e strasbuodo. Io sto a sbuodo, capisci, a fontanella. C'è un mio caro amico che direbbe: trovate una zoccola che fai prima. Traduco? Trovo una baldracca che fai prima godere. Io ho capito, pensavo di venire a casa tua, capisci? Sì. Into sud. Che gente. Questa inferiorità manifesta, e schiacciante superiorità da parte mia mi compiace, mi fa compiacere. Io mi guardo allo specchio e dico: come sono superiori. Che chiavica è questo che mi sta rispondendo? No, allo specchio uno guarda e dici: che chiavica. Che chiavica. Però è strano che conosci questa parola. Io conosco tutte le parole del mondo, tutte le lingue, io conosco tutte le lingue, tutte le parole. Un coglione come voi. Che quanti siete non lo so, ma in tanti fate un coglione solo, un coglione, solo un coglione. Guarda, se ne dici un altro risvuoto a fontanella. Ma non l'ha voluta dire. Che palle, fratello. Ristrasbuoto a fontanella. Fontana di Trevi. Vabbè, paga gratis. Evviva il marocchese Stefano Cavugna Meuda. Povere persone inferiori, le quali cercavano di far capire che sapevano, non sapevano niente, nemmeno chi è un onanista, uno che si fa da sé. Caro G, credevo che tu fossi inferiore, ma c'è qualcuno che è ancora più inferiore di te, magari è venuto nella nostra regione per studiare e non studia niente, non studia. Andiamo avanti, vediamo se qui qualcuno troviamo che possa in qualche modo sopperire ai miei bisogni, vero? Devo praticamente trovare una sputacchiera umana. Sì.
Ma perché mi stai guardando in quel modo? Perché tu vesti veramente bene come sputacchiero, sai? No, guarda, devi cercarla per telefono, per contratto. Sì. Vabbè, non ti preoccupare, prima o poi la trovo, sputacchiera. Qui non risponde nessuno, è inutile sputacchiare, evidentemente andiamo oltre, che gente. Però io tutte le volte con questa gente mi confermo nella mia superiorità assoluta, veramente strabordante, non si può accostarmi a niente, a nessuno, non c'è niente da fare, ormai lo so da sempre, da centinaia di anni, vero, che so queste cose. Adesso vediamo, vero? Sì, vediamo, vero? Nessuno, ti giuro. Quindi facciamo un altro numero, fa parlare un po' anche me, perché poi se parli tanto te, al G va via la voce, cioè a me, capito? Sì, posso capirlo, hai una voce, come dire, inferiore. Sì, non ho molta voce io, di partenza, di base. Pronto? Sì? Signor Alfiero? Sì? Buongiorno, sono il marchese Stefano Caugnamerda. Gli ho telefonato perché io ho bisogno di una cosa importante e penso che lei possa fornirmela. Mi ha sentito? Sì, la sto ascoltando. Allora, senta, io avrei bisogno di una sputacchiera umana. Sì, ecco. posso pisciare addosso? No, una sputacchiera. Ma vaffanculo, testa di cazzo. Io sputo e lei, con la bocca aperta, recepisce. Vaffanculo, testa di cazzo. Hai sentito come l'ha trattato? Che fai, non lo richiami? E io lo richiamo, come dice il G, e io lo richiamo, sì, lo richiamo senz'altro, sì, senza dubbio. È stato offensivo. Io no, non certo, gli offrivo un lavoro, in fondo gli offrivo un lavoro. Ecco, è stato offensivo e chiaramente un linguaggio inferiore che non può essere che di persona inferiore. Il suo linguaggio inferiore non mi tange, sa? Non mi tange, sono troppo su per lei, lui è troppo giù, cioè la cornetta è andata giù, e allora andiamo oltre, perché oltre la siepe che c'è il giardino, sì. E allora io vado a fare un altro numerino, anche se vogliamo il più grande poeta del mondo, il più grande poeta di tutti i tempi, sì, pittore, scultore, poeta, scrittore, tutto, sono 30 anni almeno che tutti gli anni vinco il premio Nobel, ogni volta in una specialità diversa. Pronto? Pronto? Il signor Paolo? E non c'è. Quando torna? Chi lo desidera? Sono il marchese Stefano Caugnamerda. Siccome avevamo fatto un accordo io e lui, ma hai sentito? Ma ha sentito la signora? Bisogna richiamarla e stai. Ma come mai? Ma voglio dire, io non ho detto niente di male. Sì, ho detto il mio nome e cognome. Purtroppo è il cognome che sì, che non piace, dice, ma come uno per chiamarsi Carognamerda. Ma l'ho richiamato perché forse la signora ha frainteso, un fraintendimento è stato. Sì, dai, rispondi. 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 Allora, sì, capito? Siamo sul treno. Non vuole rispondere, capito? La signora non vuole rispondere, non vuole, si rifiuta e io mi rifiuto di andare avanti con una signora. Sì, beh, del resto poi, vero, come si può dire, marchese, le donne erano inferiori di nascita, non c'è niente da fare, con loro non mi ci perdo nemmeno, guarda, non mi ci arrabbio nemmeno, figuriamo. Come dire, al di sotto delle bestie, vero? Pronto? Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Lei, essendo una donna, è un essere inferiore, le voglio dire effettivamente. Comunque mi degnerò di parlare con lei, sì. Io sono il marchese Stefano Caugnamerda, devo parlare con Massimo, per favore. Sì, attenda, Grazie.
Meno male, questa era d'accordo con me, si sentiva inferiore, non ha preferito Paola. Pronto, parlo con il signor Massimo? Chi è? Sì, buongiorno, sono il marchese Stefano Cavognamerda. Ecco, mi hanno segnalato del suo caso, voglio dire, caso umano, caso pietoso. Io le voglio... Pronto? Sì, la ringrazio molto del suo interessamento. Ma le volevo offrire un lavoro. Ma inferiorità stra manifesta, non c'è niente da fare. Facciamo un'ultima telefonata, vero? Perché qui veramente le persone, meno male che ho trovato il modo di in qualche modo diciamo pure sbrodare a fontanella, altrimenti non sarebbe stata non sarebbe valsa la pena, se vogliamo, vero? Perché? No, qui non c'è, non ci si può abbassare a questi numeri inferiori. Facciamo questo, sì. Ecco fatto. Ma anche di sabato, questo per il momento è l'ultima volta, ma tornerò, sapete, nel sondazzo del GC. Perché di volta in volta, questo è occupato, di volte una conversazione inferiore che sta andando avanti, chissà fra chi e chi, fa essere inferiori, evidentemente tornerò, perché di tanto in tanto ho bisogno di trovare qualcuno, di scaricare un po' la mia libido e trovare qualcuno che mi faccia da... zerbino, sputacchiera, tazza del cesso. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Lei signor Giovanni? Sì, chi parla? Ah, molto bene, sono il marchese Stefano Cavognamerda. Le volevo dire che io le volevo offrire un lavoro. Ma chi parla, scusi? Gli ho detto sono il marchese Stefano Cavognamerda. No, ma ha sbagliato, scusi. No, guardi, mi faccia parlare, no? No, ma ha sbagliato. Per quale motivo, scusi, signor Giovanni? No, ma non mi interessa, capito? La saluto, buongiorno. Anche lei è l'euro, è moscia? Buongiorno. Lei ha tutto moscio, io. Sentite roba. Marchese non è mica lì per vendere roba, dice mi interessa. Ma è roba da pazzi. Ma questa gente non vale, giustamente. Povero Marchese ha ragione a dire di essere così superiore, perché queste persone sono manifestamente inferiori. Sì, appunto. E non mi interessa. Che cosa vuoi te? Non voglio niente da te. Vattene via. Pussa via. Brutta bertuccia. Ecco. Andiamo da questo. Ecco, facciamo un'ultima. Sì, abbi pazienza. Ma guarda un pochino. Ma io non lo so. Avessi detto qualche cosa. Uno offre. Poi dice: in Italia non c'è lavoro, ci sono disoccupati. Uno offre un lavoro, di sputacchiera umana, per dire, e viene rifiutato anche prima di sapere che tipo di lavoro sia. No. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Lei, signor Lorenzo? No, sono il figlio, Marco. Ah, Marco, c'è il signor Lorenzo? Il signor Lorenzo non c'è. C'è o non c'è? C'è o non c'è? Insomma, no. Parliamoci chiaro. Ecco, posso parlare con lei? Mi dica. Le devo passare una persona, perché io sono il segretario del marchese Stefano Cavognamerda. Doveva offrire un lavoro a suo padre, però casomai potrebbe farlo con lei. Mi dia. Ecco, un attimo solo. Marchese? Se vuole parlarci, è il figlio. Mi abbasserò. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, sono il marchese Stefano Cavognamerda. Lei è il figlio di Lorenzo? Sì. Ah, benissimo. Senta, se suo padre non c'è, posso parlare con lei? Sì, io sono nato in Provetta, ma sì. insomma va bene uguale. Vabbè, lei è nato in Provetta, non tutti possono nascere con una trombata, però, evidentemente. Senta, si tratta di questo. Io ho bisogno di una sputacchiera umana. Sì. Cioè, lei sarebbe disposto a fare questo lavoro per me? Ci mancherebbe. Lei starebbe a bocca aperta, no? Praticamente disteso in terra, a bocca aperta, lei spunta dal divano, tutto il corpo sta sotto il divano, la sua testa spunta dal divano, lei sta con la bocca aperta e io cerco di centrare la sua bocca con i miei scalacchi superiori. Capisce? Ma è sempre stato il mio sogno. Ah, benissimo, lei non vorrà mica essere pagato. Scusi, mi stanno facendo il pizzicorino gli angeli. Volevo dire, non vorrà mica essere pagato per questo, vero? Ma io? Sì. Ma se me pago io? Ah, bravo. No, non voglio niente, soldi inferiori, persone inferiori. Figuriamoci, a me basta che lei stia con la bocca perennemente aperta, che se mi va oltretutto una pisciatina ce la posso anche fare, ma così per gratificarla ancora di più, capisce? Lei allora è d'accordo? Quando può cominciare questo lavoro per me? Ma anche subito. Anche già subito? ora.
Ah, benissimo, guardi, allora la mando a prendere, il mio segretario arriva con la macchina, e lei poi va nella mia mega super extra villa, Sì? dove c'è il palco e poi c'è il poco, che sono io, e allora praticamente, senta, lei sarebbe disposto anche a fare da zerbino? Ma questo è il minimo. Zerbino davanti alla porta, io pesto tutte le merde di cane, no? Sì, e anche di gatto se le E trovo. basta? E poi, sì, tutte le cose più schifose che ci siano. Sì. E poi quando passo su di lei mi pulisco le scarpe. Le piacerebbe? E poi magari mi vomita anche addosso. Quello succede dopo. Allora, le faccio fare anche la tazza del cesso, se vuoi. Ma io non vado al bagno, no. Così che- ora devo capire perché. Lei mi fa la tazza del cesso Sì. umana e io ci piscio, ci caco e tutto il resto, vero? E poi Meraviglioso. all'occorrenza ci vomito, vero? Sì. Lei è d'accordo? Ma ci mancherebbe. Ah, Era molto il bene. bisogno. È il suo sogno, benissimo, guardi. Io avrei anche bisogno di un letto. Sì. Un letto umano, cioè praticamente io quando ogni tanto, sa, io di solito non lo faccio, ma con questi esseri inferiori delle donne, no? Sì. Le donne esseri inferiori, lei sarà d'accordo con me, vero? Madonna, vanno trombate e basta. Esatto, allora, ogni tanto ne prendo una e la trombo, ecco. Ecco. Allora lei deve stare a fare da letto, cioè sotto, lei sta sotto. Però un momento, se mi dal vuoi buttare in materasso. culo, vi incazzo, No, un momento, allora lei deve stare nella posizione pecoresca, Sì. a pecorina, Sì. e io distendo questa donna sopra la sua schiena, Sì. e poi arrivo sopra io e faccio la divina penetrazione, vero? La penetrazione superiore. Ma se non ne sbagli buco perché? Allora, a volte capita di sbagliare, buco. No, sta buono, non fa capitare, il mio è più peloso, non ti puoi sbagliare. Ma delle cose pelose io lo posso scambiare per la passera, capito? E allora, se dovessi sbagliare buco, tu devi fare ai 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 ai. Ai 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 ai, una sega. Io ti passo un libro d'anatomia e te ti ripassi come è fatta il buco della passera e dell'ano rettale femminile e mi raccomando non sbagliare. Ma guarda, scusa, ma è un onore prendere in culo la Marchese Stefano Coviglia merda, vero? Un grande onore. Poi, voglio dire, nessuno è perfetto tranne me. Certo. Appunto. Allora, le volevo dire, come lei farebbe da sputacchiera, da tazza del cesso, da zerbino e non farebbe da letto. No, basta un pigliato nel culo. Ho capito, va bene, allora le faccio fare, guardi, siccome lei non vuole fare questa cosa, io rispetto anche l'inferiorità di chi non riesce a fare certe cose, per carità di Dio, no? Che onore. La userò solamente come sputacchiera. Che onore. Sì, se vuoi, ogni tanto, siccome io fumo anche dei grossi sigari, vero? Ecco, la posso usare come portacenere. Sì. Ecco, io le potrei spegnere questi grossi sigari sulla lingua, per esempio. Lei cosa ne dice? Mi vorrebbe star bene. Ah, ecco, però pigliarlo in culo no. No, pigliato nel culo no. Ma guardi, ma lei veramente è bislacco, sa? Lei è bislacco, veramente, molto bislacco, guardi. Una cosa incredibile. Poi, senta, io avrei bisogno, siccome non mi piace guidare la macchina, io guido la macchina, Troppa no? fatica. Ogni tanto la guido, sì, però i pedali, questi pedali schifosi di metallo, ricoperti di gomma, insomma, voglio dire, vorrei avere, cioè, se lei al posto dei pedali mi ci mettesse gli organi genitali, vero? Così io tutte le volte che schiaccio il pedale della fruizione, Gode del mio dolore. lei sente, sento questo bel, che mi avverte che ho schiacciato, vero? Mi potrebbe fare da clacson anche? Da clacson? Sì, io la distendo, la spalmo praticamente sopra il volante, no? E poi prendo uno spillone, tutte le volte che devo suonare il clacson faccio, io le perforo il petto con uno spillone, lei fa, e questo è il clacson, giusto? Ci starebbe? Ma sarei super disponibile. Ma veramente, pigliarlo in culo no, però. Pigliato nel culo no, mi gira coglioni. Ho capito, Mi girerebbe parecchio le palle. Ecco le palle. Effettivamente ognuno deve fare quello per cui è Poi portato. però mi vuole anche infilare una scopa in culo, gli ramazzo la stanza, non c'è problemi, quello lo farebbe? Sì, la scopa in culo mi va bene. Vabbè, allora guardi, Se io non è piccino. non glielo volevo dire perché effettivamente, però io normalmente, ecco, non infilo le scope nel culo, cioè dalla parte del manico, ecco, dalla parte della scopa naturalmente, e col manico praticamente lei, allora dovrebbe spazzarmi la stanza, tutta la casa, tutta la villa, vero? Col manico, cosa veramente difficile, deve portare un granello di polvere alla volta, piano piano, col
manico, con tutta la saggina dentro il culo. E questo le andrebbe bene. Ma questo guarda, l'idea mi alletta veramente. Meraviglioso, il guardi. linguaggio forbito, dopo pranzo così, mi dà proprio una sensazione di pienezza. Beh, devo dire, lei più pieno di così non potrebbe essere. No, perché poi anche con la saggina in culo. Praticamente la saggina in culo. Mi la mela in bocca. La bocca piena, no, la bocca è piena di sputi e di escrementi, perché lei ha fatto la tazza del cesso, il corpo tutto sporco di verde di cane, La telefonata verrà registrata. Viene registrata e, come dire, io la spedirò a Striscia la notizia, che la diffonderà per tutto l'aereo, praticamente in tutta la nazione italiana, con 9, 10, 16 milioni di telespettatori. Ne sarò onoratissimo, grazie, questa è una delle più belle fortune che ho avuto in vita mia. Lei è un povero inferiore, è consapevole di esserlo, e questo è importante. È questo che mi rode. Lei è consapevore di esserlo. È questo che mi rode. Ma lei non deve essere roso, perché vabbè, l'inferiore si rode, io invece no, che è chiaro che no. Io avrei anche qualche problemino di masticazione certe volte. Allora, lei mi masticherebbe, che so, una bella bistecca alla fiorentina e poi io me la mangio già masticata. Non c'è problemi, se voglia digerisco anche. Guardi, un momento, mi deve masticare anche l'osso però, Anche l'osso? Anche l'osso. Certo, ma l'inferiore, anche se si graffia l'esofago, non c'è problema. Ci importerebbe una bella sega, una effettivamente. Però sega, un inferiore come lei, ma mi dispiacerebbe perderlo, non vorrei perderlo. Se poi mentre mastico mi dà uno schiaffo da una parte, uno schiaffo da un'altra, una pedata nelle palle, sono anche più contento. E io però le do da mangiare, cioè io le do anche i pasti assicurati, prendo tutto dal Belgio. Il alloggio garantito almeno. Non si preoccupi, parliamo di mangiare, prendo tutto dal Belgio. Polli, suini, uova, latte, queste buone cose, certamente, tutte diossinnate naturalmente. Tutto. Sì. Per quanto riguarda il vitto, cioè l'alloggio, evidentemente io posso fornirle una stanza. Pronto? Sì. Ecco. La seguo. Ecco, una bella stanza, praticamente. Una bella stanza? Sì, una stanza. A un inferiore come me? A un inferiore come lei una stanza. Ma mi sento onorato. Cioè, un momento, bisogna vedere che tipo di stanza, cioè un porcile. Ecco. Cioè lei deve dormire nel letame insieme ai porci, naturalmente, no? E vuotolarsi, ecco, e venire tutto sporco di fronte a me. L'uomo deve fare. Essere inferiore. E se ha voglia di fare lavoro, qualche bella scrofa la trova sempre, voglio dire. Bella. Una bella scrofona. Una bella scrofona, magari non controllata dall'USL, con un bello stradato da IDS addosso. AIDS, diossina, tutto quello che viene dal Belgio, anche quella, non c'è nessun problema. Che sguazzo nella perdizione. Lei è una bella merdona, ecco. Sì, lei è un essere, come dire, un essere infimo, va bene, infimo. Come posso chiamarti di nome di battesimo? Infimo, posso chiamarti infimo? Infimo. Sì, caro infimo. Allora, questa cosa è stata molto bella, però deve essere coronata con un ultimo schizzo, diciamo così. Allora, ascolta, io queste telefonate le faccio anche per sentirmi superiore e per godere della mia superiorità. Allora, io adesso sto per godere. Tu mi devi dire una serie di parole inferiori, ecco, e io godrò. Allora, dimmi una serie di parole inferiori. Inferiori del tuo livello, insomma, parole del tuo livello, dimmi. Brutto figlio di puttana, speriamo se esca il mestruo dal culo. Godo, speriamo diabolici strappino figli il culo con quantoni da box uno per uno. Sì. Brutto bastardo, ma non speriamo su caschi per terra in una superficie che ti bruci il glande. Basta, non ce l'ho più. Ce l'ha fatta? No, ancora un po', perché non sono ancora giunto alla fontanella. Cazzo, speriamo si nasca un fontanella, sì, splash, che bello. Ancora, sul più bello, non mi lasciare sul più bello, dai. Speriamo che borri il sangue. Sì, ecco, tutto rosso, anzi blu, perché io il sangue blu è bello, meraviglioso, fantastico, ho sbollato blu.
Hai sborato blu? Sì, è bello. Cazzo, hai preso un Mictasol? Troppo bello. Hai preso un Mictasol? Delle vie Meraviglioso. urinarie? Un Meraviglioso. disinfettante delle urinarie? Fantastico, sì, quelli che quando pisci diventa tutto blu. Hai visto bello? Hai già avuto tu qualche cosa, hai avuto Sì, la sì, cistite, sì, hai una avuto la volta l'ho cistite, preso, hai avuto la cistite. Una volta l'ho preso, sai perché? Una cistite inferiore. Sai perché te lo misi in culo e mi fisi Madonna buona. Ah, mi sbuono un'altra volta, Ecco, te lo misi in culo? Che tra l'altro c'hai un culo di merda proprio, fatto di merda proprio. E mi prese una bella infiammazione, capito? Che mi toccò prendere un bel Mictasol blu che dopo andare a fissare tutto blu. Bazooka. È stato meraviglioso, fantastico, guarda, il perfetto coronamento di una settimana piena di godimento. Sono stato abbastanza bravo? Grazie, sei stato meraviglioso, ti mando a prendere dal mio autista, ci vediamo oggi. Va bene. Ti mando il mio autistico. Una telefonata così, veramente, una volta ricevo vita mia, sono onorato, veramente. Meravigliosa, guarda. Spero che voi l'abbiate registrata e che me la mandate a casa in qualche modo, perché io la possa ricordare. Perché Ciao Infimo, ciao Infimo, è stato preparati, Sì. Ah, Mi fantastico, sono spossato in culo. Spossato, Brutto pezzo di merda. No, non mi fa risbudare un'altra volta, per favore, no, ti prego, non ci provare, che sono già spossato. Ti può fare una terza, ti da fa paura. Dopo, ciao Infimo, ciao. Va bene. Ciao. Un'esperienza mediatica, un'esperienza incredibile, un'esperienza assolutamente fuori dal normale, fuori dal corpo, fuori dalla testa, fuori dal mondo, fuori, basta, vado fuori, all'aperto, basta, non ce la faccio più. Questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo. Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne porto. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.